Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. Allora, abbiamo finito le medie, poi sono andato allo scientifico. Ho passato allo scientifico, quindi dal 78 fino all'83 ho fatto il liceo scientifico. Poi? E Poi mi sono iscritto a medicina, a quindi Padova. qui a Padova, ho continuato qui a Padova nell'83, quindi ho fatto la maturità e quindi 30 anni fa ho fatto la maturità, sono 30 anni. E quindi ho fatto praticamente medicina dall'83 e mi sono laureato nella prima sezione nell'89, subito a luglio dell'89 che mi sono laureato, lei probabilmente lo conoscerà, col professor Gallucci, che era anzi sono stato l'ultimo ad essersi laureato con lui perché io mi sono laureato nella sezione di luglio 89. Nel 90 non c'è stato nessuno che si è laureato con lui e lui dopo purtroppo è morto a gennaio del 91, subito dopo. Quindi mi sono laureato nell'89. Subito dopo laureato, quello che è successo, già lo conoscevo appunto da prima, ho parlato con Gallucci piani per il futuro e lui mi ha detto, beh guardi, io vedo, cioè una persona come lei credo che deve pensare di poter fare un periodo, 2-3 anni di stage negli Stati Uniti. Allora mi spiegò, perché non sapevo nulla all'epoca, che bisogna fare degli esami complementari per avere la laurea convalidata e quindi subito mi mise a studiare, infatti l'anno dopo nel 90, nell'estate, passai tutti gli esami in modo da avere la laurea italiana, diciamo in maniera semplice, convalidata per gli Stati Uniti. E poi purtroppo il professor Gallucci passò, nel gennaio 91 ci fu tutta quella confusione che ne conseguì, cambi di direzione, problemi vari che ne vennero a fare, che è inutile parlarne qui. E dopo comunque ho finito dopo la specialità nel 94, però nel frattempo qui a Padova, sì, ho fatto tutto quanto a Padova, quindi fino al dicembre 94, alla fine della specialità ho fatto tutto quanto qui a Padova. Cardiochirurgia, perché Gallucci era in cardiochirurgia. E dopo praticamente appena finito comunque avevo già l'idea e quindi subito dopo a marzo del 95 ho pigliato, avevo già fatto dei contatti, sono venuto negli Stati Uniti, ho fatto dei contatti per avere un contratto, perché da luglio del 95 ho cominciato prima in maniera diciamo temporanea per vedere se mi piaceva, se non mi piaceva il sistema, com'era tutto quanto, com'era tutta la situazione. E quindi sono stato lì praticamente un paio d'anni, i primi 2 anni sono stato a New York. Poi ho avuto anche la possibilità di avere il visto permanente per stare negli Stati Uniti, perché come medico non è facile da stare comunque se stai, quindi ho avuto la possibilità di stare lì. Il sistema lì mi piaceva, come medico, come sistema, come ospedali, mi piaceva, e quindi ho deciso di fermarmi lì come lavoro, solo che ho cambiato, non ho più fatto cardiochirurgia, che è una cosa molto lunga e complessa, e ho fatto invece medicina nucleare, che è una branca della radiologia, diciamo. E poi nel 97, quindi nell'estate del 97, mi sono spostato da New York a Los Angeles, dove appunto ho fatto la specialità in medicina nucleare, e nell'ospedale dove ero, che sono tuttora adesso, che è il Cedar Sinai, mi sono rimasto là, non mi fui lasciato andare via, e quindi mi sono dal 97 ad oggi, adesso sono 18 anni negli Stati Uniti, i primi 2 anni a New York, e poi dal 97 adesso a Los Angeles. È simile alla radiologia. E la differenza è che mentre la radiologia, noi usiamo radiazioni principalmente per effetto diagnostico. La differenza è che mentre in radiologia si danno raggi all'esterno e vedi come vengono assorbiti dal corpo, in medicina nucleare diamo sostanze radioattive nel corpo per via venosa o per bocca, per pillola, per varie cose, e vediamo come le radiazioni vengono portate fuori dal corpo. Quindi alla fine dei conti è una diagnostica per immagini, quello che generiamo sono immagini, come vede qui con la fotocamera, è quello, quindi è sempre un lavoro di interpretazione di immagini diagnostiche. La parte più principale, che probabilmente anche la gente comune conosce di più, è la PET. Non so se abbia mai sentito, ecco, che la PET che viene fatta soprattutto per oncologia. Questa è la branca principale, ma viene anche usata per neurologia, applicazioni neurologiche come Alzheimer per esempio, o anche per cardiologia. Ma la parte più importante è l'endononcologia. Una volta, quando uno aveva un tumore, prima lo si diagnosticava molto tardi, adesso molto presto, e poi non sapeva qual era lo stadio, qual era la stadiazione.
E in aggiunta anche quando si cominciava a fare la chemioterapia o la radioterapia, dovevi aspettare 3, 4, 6 mesi per sapere qual era l'effetto. Attualmente quando fai una diagnosi di tumore con la PET puoi immediatamente o abbastanza immediatamente fare uno staging, quindi vedere se c'è disseminazione del tumore e quindi puoi anche programmare meglio qual è la terapia, perché specialmente nel passato si credeva che il tumore fosse localizzato ed era già tutto quanto metastatico e facevi delle terapie o chirurgiche o chemoterapiche che erano inutili o costringevi il paziente a delle terapie che erano alla fine dei conti inutili. Quindi la prima cosa ha portato un grosso progresso nella stadiazione dei tumori. La seconda cosa è una valutazione della terapia, perché oggi per esempio cominci con una radioterapia o una chemioterapia e dopo anche un mese, 4-6 settimane puoi valutare se la terapia è efficace o meno, senza dover continuare inutilmente per mesi o poi cambiare. Quindi questa è la parte più importante che facciamo. C'è anche una parte, probabilmente un 10% di quello che facciamo, di utilizzare radiazione a livello terapeutico. Ci sono soprattutto certi tipi di tumori a cui si possono dare sostanze radioattive all'interno del corpo che possono curare certi tipi di tumori. Questa è una parte, diciamo, probabilmente il 10% di quello che facciamo, che è una parte che si sta anche questa espandendo, sviluppando, ma fondamentalmente è una diagnostica per immagine. Come c'è l'ATAC, attualmente delle diagnostiche per immagine c'è l'ATAC, c'è la risonanza magnetica, a parte le radiografie convenzionali, e poi c'è la medicina nucleare, particolarmente con la PET. Erano 30 anni che non mettevo piede al Barbarigo. E spesso quando si ritorna su un posto dopo molti anni c'è sempre il timore che dici magari una delusione, magari vedevo con occhi diversi dei bambini e dei ragazzi, magari mi vedo una realtà diversa, una cosa comune che può capitare. E invece la cosa piacevole che ho avuto è che è stata la stessa sensazione, direi, o simile, o forse anche una sensazione migliore rispetto, direi quasi migliore, che quasi strano da dire, di quanto era 30 anni fa. Adesso, Alessandro, e ho visto sempre, ma anche le piccole cose, come, che non è, questo non vuol dire niente di scuola, ma anche come la struttura è tenuta, come tutto quanto è un ambiente che è diverso. È l'ambiente che mantiene diverso. E allora, ritornando qua alle medie, e qui parliamoci sinceramente, metà degli anni 70 era un problema, era un periodo turbolento. In Italia, a Padova in particolare, c'era contestazione, c'era politica nelle scuole, c'era varie confusioni varie. Per cui anche lì si erano informate cos'era la cosa meglio per un bambino, un ragazzino che era volonteroso, voleva studiare, non voleva fare politica, non voleva fare altre cose strane, e tutti quanti avevano indicato di andare al Barbarigo, quello che fu fatto. E infatti allora nel 75 c'erano i pifferi, facevamo i flautini, e probabilmente lei non lo sa, avrà visto le foto dei documenti dell'epoca, ma si andava al Verdi, perché ovviamente c'erano tanti, le medie c'erano 3 sezioni per 3 anni, quindi c'erano quasi 90 e ogni classe erano più di 30 bambini, quindi c'erano quasi 300 bambini solo che alle medie. Quindi pigliavano tutto il Verdi ed era pieno, perché fra i bambini, fra le mamme, i papà, la platea era completamente pieno. E all'epoca c'era quello che faceva Don Floriano, faceva la prima fila con i flautini, cioè c'erano quelli con gli strumenti un po' speciali, il flauto, il sassofono, la tromba, così. Ma dopo i flauti c'era il coro, quello generale, e la prima fila, quelli meglio. E io, che non canterò mai perché sono stonato come una campana, però siccome sono così, siccome sono di carattere, volevo stare in prima fila, e quindi mi sono imposto disciplina di studiare, di fare, e infatti alla fine sono stato scelto per essere nella prima fila. Sì, ma di cosa avete suonato? Che poi è un classico. Beh, la nona di Beethoven, quella insomma, me la ricordo ancora. No, Don Floriano, le dico, è stato un Guarda, fenomeno. non perché... la canto ancora, ma mi ricordo ancora le note. Se faccio il solfeggio mi ricordo ancora le note. Il periodo del Barbarigo è il periodo, varie cose. È il periodo della maturazione della persona. Se parliamo dagli 11 ai 19 anni in cui ti rendi conto del mondo, ti apri al mondo, ti capisci i problemi del mondo, della vita che ci sono. Entri a 11 anni che giocavi, avevi ancora i giocattoli, non ti rendevi conto, e durante quel periodo, questo dico che è importante un'istituzione come l'Albarigo, perché durante quel momento
capisci, ti rendi conto di quello che è il mondo, di quello che veramente vuol dire. E anche il momento in cui fai veramente le decisioni importanti per il futuro.